La violenza scatena altra violenza e le minacce portano solo ad altro sangue. Io chiedo a chi è coinvolto in questa vicenda di rivolgersi alle autorità competenti e di cercare di risolvere e tutelare chi ancora è qui e rimane e ha bisogno di essere seguito, come la famiglia e i figli, e anche in nome di una vita che è andata persa e che non sia persa invano, visto che la violenza ha già versato sangue a sufficienza. Dal comune di Camponogara l'appello a fermarsi dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la 44enne di origini Sinti, Dolores Dori, residente nel comune veneziano, è stata scaricata davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano, nel Bresciano, con 3 ferite d'arma da fuoco all'addome e poi deceduta. La donna, nata nel Vicentino, era andata insieme al figlio e al marito a riprendere la giovane figlia, scappata per l'ennesima volta per sposare il ragazzo di un'altra famiglia, ma nel tentativo di riportarla a casa è stata colpita. Il timore ora è quello di una faida tra le 2 famiglie coinvolte nella vicenda, su cui stanno indagando i carabinieri di Brescia, anche alla luce del fatto che a 24 ore dall'omicidio il marito della vittima ha postato dei messaggi sui social tenendo una pistola in mano e dicendo «Riportatemi mia figlia o veniamo a prenderla». Accanto a lui un giovane che potrebbe essere il figlio. I carabinieri hanno recuperato un fotogramma di quella sera in cui si vede il SUV con un uomo al volante con targa finta. Marito e figlio poi sono spariti, salvo poi ricomparire appunto sui social. Quanto alla vittima, il suo curriculum criminale è noto alle questure del Veneto dall'età di 19 anni. Nella sua famiglia, in virtù della discendenza considerata nobiliare, ha sempre dettato le regole fino all'arrivo della figlia più giovane che si è opposta a un matrimonio combinato.